Nella sede padovana della Scuola regionale dello sport allo Stadio Euganeo, l'AICS, ovvero l'Associazione Italiana Cultura e Sport, in sintonia con il Comitato regionale Veneto, ha ufficialmente presentato l'evoluzione della camminata nordica, ovvero la disciplina sportiva che trova sempre più spazio non solo tra gli adulti, presentando la Nordic Walking Tour, una innovativa formula che accomuna in 10 appuntamenti la Coppa Interregionale 2015. La Nordic Walking Tour è un'associazione che è nata nel 2009 e con orgoglio, io sono bellunese, un po' di campanilismo, è nato a Belluno con l'idea di raggruppare le associazioni di Nordic Walking che all'epoca erano emergenti, perché Nordic Walking ha cominciato in quegli anni a fiorire, diciamo, con lo scopo di far portare a camminare i nostri allievi in luoghi, in località sempre diverse. E il tour poi è andato crescendo e siamo diventati un'associazione che funge da contenitore di altre associazioni, proprio con lo scopo, e proprio perché si chiama tour, di portare in tour, quindi in giro per il territorio, a questo punto nazionale, anche triveneto e anche locale ovviamente, montano, al mare, ovunque, come è il nostro slogan, ovunque per tutti, a camminare sempre più gli amanti della camminata nordica. Il Nordic Walking in Tour è stata la prima associazione in Veneto che ha avuto questa idea di portare le persone a camminare in territori diversi. Camminano con noi tantissime persone, veramente migliaia di persone che abbiamo raggruppato in questi anni, che credono in noi e si divertono un sacco, e ci sono appunto bambini, ci sono persone, diciamo, di tutte le età, anche se diciamo, il target è dai 40 anni in su, perché molte persone che smettono di fare altre attività sportive hanno trovato beneficio proprio diciamo, da un punto di vista fisiologico, hanno trovato beneficio al Nordic Walking. È da poco tempo che il Nordic Walking ha preso posto tra le discipline che noi come ICS promuoviamo. Tra l'altro siamo molto intenzionati a svilupparlo perché è il classico tipo di sport amatoriale che coniuga l'attività ludico-motoria, il movimento fisico con la salute, con la valorizzazione della natura, dell'ambiente e dei luoghi poco conosciuti, ecco, del nostro bel paese. Quindi queste iniziative organizzate all'interregionale, il campionato nazionale, sono benvenute, noi daremo una mano e cercheremo l'anno prossimo di coinvolgere molte società della provincia di Padova a questa bellissima manifestazione. Non poteva mancare anche il Cori Veneto, che ha ospitato la presentazione della manifestazione, che ha già preso avvio con i 2 appuntamenti di Lignano e di Ravenna e che a maggio sarà anche a Montecchio Maggiore nel Vicentino, una disciplina che vede il Veneto leader in Italia. Una manifestazione sportiva che è in continua crescita, trova sempre più appassionati, anche perché si è nella natura, è alla portata di tutti, giovani, meno giovani. Io dico sempre che qualsiasi movimento sportivo o attività sportiva è importante. Voglio ricordare che in Italia purtroppo siamo molto indietro, solo il 40-45% della popolazione fa attività motoria, invece questo è importante per la salute, quindi qualsiasi manifestazione che attraia l'attenzione, la passione e l'entusiasmo delle persone, e come dico giovani e meno giovani, e per noi è molto importante. Questo vuol dire lo sport per tutti. L'iniziativa presentata dalla Nordic Walking Tour è il risultato di una stretta collaborazione di varie associazioni che operano in Veneto e a livello nazionale, che si occupano della promozione della camminata nordica, organizzando manifestazioni ed eventi non solo in Triveneto, come hanno annunciato i promotori dell'evento. Siamo a presentare il circuito Nordic Walking interregionale, nato l'anno scorso in collaborazione con il Friuli Venezia Giulia, con il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia, col Comitato regionale del Trentino. È una bellissima iniziativa che ha avuto il suo seguito in quest'anno nell'avere più partecipanti e soprattutto un circuito un po' più con varie tappe più importanti. E poi il campionato nazionale, che si svolgerà anche quello in Veneto e in Emilia Romagna e in Friuli, e anche questa è una tappa messa in piedi dal
Comitato regionale Veneto con il responsabile Nordic Walking regionale Carlo Vigolon, con tutti i suoi collaboratori, per far sì che questo sport entri ancora di più negli sportivi. Quest'anno abbiamo riproposto sempre il campionato interregionale e in più abbiamo voluto aggiungere questo campionato nazionale che, ripeto, è il primo in assoluto. Non si era mai sperimentato in Italia una competizione di questo genere di Nordic Walking. Il campionato è iniziato l'altra domenica con la prima tappa a Lignano, Stappiadoro, che è andata benissimo. Abbiamo avuto oltre 300 persone che hanno partecipato, quindi l'inizio è stato molto buono. Adesso ci sposteremo, il 12 di aprile saremo giù in Emilia Romagna, saremo a Ravenna e lì prevediamo già di raggiungere sulle 500-600 persone, perché abbiamo già iscrizione, abbiamo oltre 300 atleti che si sono già iscritti e prevediamo più di 200 persone per la camminata turistica. Di conseguenza questo ci dà la forza e più volontà nel proseguire e nel portare avanti questa nostra iniziativa. Tour che ha scelto lo slogan "Ovunque per tutti", per camminare e scoprire il territorio all'insegna della camminata nordica, per riscoprire le bellezze del territorio.